Buonasera, ospite di questo nostro speciale è questa sera il ex sindaco di Agrigento, nonché senatore della Repubblica, Calogero Sodano. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, grazie a voi. Presentare il libro di Calogero Sodano, Meglio un giorno da sindaco, con la prefazione a cura di Vittorio Sgarbi. Un libro che io ho letto in 2 o 3 serate e devo dire molto molto interessante, e consiglio anche di leggerlo ai tanti. È stato, sindaco, un tornare indietro di tanti anni fa e rivivere certi momenti in cui io sono stato protagonista sia come cittadino che anche come emittente televisiva di certe cose che lei ha fatto. Ecco, lei ha dato una svolta importante alla nostra città e nel libro sono citati, devo dire in maniera molto sintetica ma esaustiva, le cose che lei ha fatto, che devo dire sono tantissime. Ora avremo modo così di analizzarle, anche per ricordare a chi ci sta vedendo in questo momento quali sono stati gli obiettivi e quale significato ha avuto anche la sua candidatura. Una candidatura che ha avuto come, diciamo, stella polare anche un rapporto con la giustizia molto travagliato e molto pesante per via delle tante condanne che l'ex sindaco di Agrigento ha subito e che poi fortunatamente, grazie anche alla Corte d'Appello di Palermo, sono andate tutte, diciamo, in assoluzione. Sindaco, allora, lei è stato sindaco in 2 mandati, dall'85 al marzo 86, il secondo dal giugno 93 al novembre del 2001, quindi senatore della Repubblica dal 2001 al 2006, poi tentò anche il Parlamento europeo nel 99, ma non venne eletto per pochi voti. E come mai questo libro? E come mai questo titolo? Meglio un giorno da sindaco? Rispondo alla seconda domanda. Meglio un giorno da sindaco perché ho fatto anche il senatore, che è un importante punto di arrivo per un politico, fare il parlamentare, sia deputato che senatore, però la carica di sindaco ti consente di dare effettivamente delle risposte al cittadino se sei in condizione di poterlo fare, mentre come parlamentare devi subire quello che subiscono oggi, anche oggi tutti i parlamentari, cioè che sei soltanto un numero per la prima legislatura e quindi difficilmente riesci a portare, diciamo, tra virgolette, a casa qualche risultato. Certo, qualche modesto risultato come senatore io l'ho portato nella mia provincia, ma da sindaco ho fatto, e la ringrazio per tutto quello che ha detto in premessa come una sorta di prefazione, perché ho scritto questo libro. Per la verità all'inizio l'avevo scritto per i miei figli e per mia moglie, per tutto quello che avevo realizzato grazie anche all'elezione diretta del sindaco. Io assieme a Enzo Bianco siamo stati i primi sindaci in Italia ad essere eletti direttamente dal popolo. Vorrei ricordare che stranamente l'Assemblea regionale siciliana, che spesso è sonnolente, nell'agosto del 92 mise su questa legge elettorale, e cioè l'elezione diretta del sindaco, prima ancora che lo facesse il Parlamento nazionale, perché il Parlamento nazionale lo fece l'anno successivo. Quindi nel giugno del 93 io assieme a Enzo Bianco diventammo sindaci rispettivamente di Agrigento e di Catania. Io per la verità non avevo tanta voglia di candidarmi a sindaco, però il fatto che ormai, secondo il mio giudizio di allora, i partiti erano sganciati dall'elettorato, la gente voleva il sindaco e lo voleva eletto direttamente diciamo, dal cittadino stesso. E quella fu una grande scommessa. Io dietro
avevo solo il Partito Repubblicano, allora i comizi un paio li ho fatti con l'onorevole Ayala, grande pubblico ministero nel maxi processo di Palermo, poi diventato deputato e sottosegretario alla giustizia. Eppure, nonostante un partito che aveva ad Agrigento soltanto il 2%, io sono riuscito a portare un solo consigliere comunale e però diventare sindaco di questa città in un tripudio di folla e di cose anche un poco, diciamo, strane sotto l'aspetto, perché la doxa la domenica sera si votava solo un giorno, la domenica sera alle 22:05 mi chiama un giornalista del Corriere della Sera per avvisarmi. Io pensai in quel momento di aver vinto le elezioni, ma mi dispiace dirglielo io, ma lei avrebbe perso le elezioni, 57 contro 43 addirittura. Beh, dici che ha da dire? Niente, faccio gli auguri al mio avversario e speriamo... Famosi ex poll. Sì, i famosi ex poll, cioè che potevano capitare solo nella nostra città di Agrigento. Soltanto, quindi io alle 10:30 avvisai tutti gli amici che erano a Villatena, il mio comitato elettorale era a Villatena, l'unico che non credeva a queste cose era l'avvocato D'Alessandro, il proprietario di Villatena. Mi disse, ma lasci perdere, domani lei è il sindaco. Ma dico, nel frattempo arrivò un'altra telefonata, sempre di quel giornalista, diceva la doxa ha mutuato la forbice dicendo che ora sono 51 contro 49. La stretta, quindi... Sì, 51 contro 49 e l'indomani ovviamente io sono stato eletto sindaco con grande gioia dell'avvocato D'Alessandro. Che la incoraggiò molto. Sì, sì, no, noi facevamo lì, è una accurcare e poi domani... Sì, cioè, sì, scusi, no, uso male, ci fu una scena proprio... bellissima. Io me ne scesi a San Leone con mia moglie e sentimmo un assessore di quell'ipotetico sindaco che parlava, sì, Leo Luca ti aspettiamo domani per il ringraziamento, faremo il comizio del ringraziamento, e poi il ringraziamento l'ho fatto io con i miei amici. Però lei fu eletto tantissime volte, diciamo, nella sua carriera politica, quasi sempre prima eletto, quindi sì, c'era diciamo, questa... tastava il polso io avevo di una città che l'aveva votata come sicuramente. Io mi ricordo che anche... credo che fu nel 75 o nell'80, era anche candidato onorevole Angelo Bonviglio, presidente dell'Assemblea, che io superai di circa 700 voti e mal me ne incolse, perché allora il consigliere anziano, che era anziano per voti, presiedeva il consiglio comunale e quindi ero io a dare la parola a chi la chiedeva, compreso anche l'onorevole Angelo Bonviglio. Quindi c'è questo passaggio dalla DC al Partito Repubblicano. Repubblicano. Prima di entrare diciamo, nelle cose fatte. Ma perché qualcosa che insomma lei non condivideva. Io non ho condiviso, nell'85 divento sindaco, eletto dal Consiglio Comunale e dopo 6 mesi sono messo in crisi perché alcune sezioni non erano state firmate, secondo me in malafede, da alcuni scrutatori e da alcuni presidenti. I verbali. Per cui si annullarono le elezioni di quelle sezioni e quindi si è sciolto il Consiglio Comunale, si è tornati a votare in quelle sezioni. Una cosa veramente strana perché chi era eletto abbondantemente con i voti, cercava i voti per chi non era stato eletto e così è successo che alcuni consiglieri comunali che erano stati eletti furono bocciati poi dal risultato di quelle 5 elezioni e poi anziché la Democrazia Cristiana, che aveva secondo me il dovere morale di ricandidarmi, candidò il segretario di un deputato a sindaco. Sì. Non facciamo il nome, perché tanto... per carità. Allora andiamo al libro. Il libro diciamo, ha una prefazione di Vittorio Sgarbi e cito:
dice che sono 2 libri in uno, il primo con molti tratti di autobiografia, il secondo rimedita, cita Sgarbi, la storia della sua città, dall'abusivismo edilizio e il difficile rapporto tra politica e magistratura. Ecco, questo Sì, tra le, credo che lui abbia... È quello che abbiamo già detto, diciamo, fino ad ora. Sì, credo che l'abbia centrato bene. Io mi ricordo qualunque atto io facessi in giunta... Ecco, stiamo vedendo qualche immagine che il nostro regista Piero ha tratto dagli archivi, che fu proprio la presentazione del libro che avvenne al museo proprio sì, con Sgarbi. Insomma, è bello vedere queste immagini. Lei è un po' più giovane, comunque. Ancora c'è qualche capello nero. Qualche capello Fu, diciamo, cioè, la presenza di Sgarbi fu una presenza che lei, diciamo, sì, vabbè, ma io ero... ci andò appresso parecchie volte, insomma. Ma per avere questa prefazione credo di esserci stato pare, circa un anno, perché era sempre impegnato e sino a quando poi una sera invitato a casa sua a cena, gli dissi: tu mi devi dire se la fai questa prefazione o non la fai, così io stampo il libro senza prefazione, o comunque se me la faccio fare da qualche altro più importante di te. Per la verità intervenne la compagna Sabrina, ci penserò io, prima di Natale tu avrai questa prefazione, e in effetti quell'anno, il 20 dicembre alle 5 di mattina, mi arriva questa prefazione che io immediatamente pubblico, anche contro il suo volere, perché ancora la voleva rimodulare, riaggiustare. Avrei aspettato un altro anno, così come aspettammo altri 6 mesi per presentare il libro. Questo vuol dire di una sua qualità, che poi anche questo modo che lei sta raccontando di velocizzare le cose, e non sì, aspettare. No, assolutamente. Questo, diciamo, è stato anche un aspetto della sua sindacatura che chi legge il libro potrà, se non se lo ricorda, diciamo, è stata una sua caratteristica, andare subito al sodo delle cose e dare immediatamente delle risposte, sempre nei tempi e nei limiti consentiti. Ecco, una cosa che mi ha colpito, che lei cita nel libro, aveva dei bigliettini, una sorta di appunti con delle priorità, priorità che poi vedremo e che lei man mano faceva. Cancellava quando arrivava. Quindi, sì, perché ogni mattina io avevo sempre questo cartoncino. Era un cartoncino che mettevo accanto ad una foto dei miei bambini allora a Lampedusa, tutte e 3 a Scala, e accanto a questo c'era acqua, sempre in primo piano. L'acqua in primo piano. Pulizia e poi teatro, che fu una fatica enorme. Poi ci arriviamo. Poi il teatro, Buonamorone, l'acqua di Buonamorone, la Munnizza. Una cosa. Allora, lei dedica la prima parte della sua vita, e questo cioè del libro, questo mi ha colpito perché è un racconto abbastanza personale di ciò che è la sua vita, specialmente la prima parte è dedicata all'infanzia, alla parrocchia di San Michele, la sua crescita nell'azione cattolica e la figura predominante che ha avuto nella sua crescita di Patripà, che era il diminutivo di padre parroco di San Michele. Era padre Licata, un uomo che somigliava a Paolo VI, così segaligno, di grandissimo cuore e soprattutto colto. Scriveva poesie. La sera d'estate, ovviamente stiamo parlando degli anni 60, quando non c'erano le vacanze a mare, noi ci riunivamo o per fare qualche partita a ping pong nella sala giochi, e subito dopo in un giardinetto che c'era in un triangolo della chiesa di San Michele, prima che venisse abbattuta per la frana, e padre parroco ci raccontava, Patripà ci raccontava le gesta di Orlando, di Rinaldo, e soprattutto ci parlava delle nefandezze che facevano i crociati nei confronti dei musulmani. Ma noi questa cosa non la capivamo bene, e quindi
dicevamo che i crociati erano sempre i nostri eroi. E ci raccontava, per esempio, il Don Chisciotte scritto, ci leggeva, il Don Chisciotte scritto in dialetto siciliano, dal grande monaco maestro di italiano nel 600 in una scuola di Palermo, dell'Abate Meli. L'Abate Meli, tra l'altro, che scrisse una bellissima poesia del Surciteggio, che lei cita. Che io cito, un Surciteggio intitolato Di testa svintata. E si riferiva sempre ad uno dei ragazzi che partecipavano a queste serate d'estate, che noi ascoltavamo così, quando ogni tanto lui ci portava pure a vedere Lascio raddoppia, perché nessuno... Dalla signorina Argento. Dalla signorina Argento, perché a casa mia non c'era televisione, ma non c'era in tante altre case. E il giovedì sera, in assoluto silenzio, noi andavamo a vedere questo cinema in miniatura e Lascio raddoppia, in perfetto silenzio, perché questa ex maestra ci rimproverava, mentre lei mangiava caramelle menta glaciale, lontane dalle nostre mani, perché qualcuno poteva... Certo, che lei nascondeva bene. E erano così ho voluto raccontare a flash queste situazioni della mia infanzia, della mia giovinezza, perché poi io lì feci carriera fino a diventare delegato, presidente dell'Azione Cattolica, anche a livello provinciale, organizzavo gite, perché Padre Pà mi dava questa grande autonomia nel gestire queste gite che facevamo a Gibilman, a Siracusa, sempre in questi luoghi di pellegrinaggio, di riferimento sacro. Cattolico. Cioè io sono cresciuto in quella parrocchia, sono cresciuto in quel quartiere, che era un quartiere abbastanza popolare, non dico proletario, perché c'era una media borghesia pure impiegatizia, ma anche operai. Parlo che ogni tanto la mattina andavo a comprare la ricotta che si faceva davanti alla chiesa di San Michele, famoso zio Paolì, e poi i giochi del quartiere, le novene. La che vi dava quasi la finitura della ricotta. Sì, sì, no, io che ero... che la migliore se la vendeva e poi a noi ce il resto lo dava a voi. No? Così anche come quella del sanguinaccio, che la sera passava, partiva, noi dicevamo dei Bulati, che era il convento degli Oblati, e arrivava lì in via Lunga San Michele già freddo e cose, ce lo quasi regalava, dopo averlo venduto nelle taverne del centro storico. E poi lei cita anche quando andavate in spiaggia a mare con la... Padre Pà diventò anche... La 500 mi pare. Sì, diventò docente di teologia al seminario, però ormai aveva un'artrite alle mani, dell'artrosi credo alle ginocchia, per cui anche da San Michele fino al seminario era lontano. Allora decise di comprarsi una piccola macchina, una 500 nera di colore come il suo abito talare, e d'estate in 7 o in 6 andavamo lì a Maddalusa, a Babbaluciara, chiamato Babbaluciara per le migliaia di gusci di Babbaluci che ci sono ancora tutt'oggi in quella spiaggia, e allora si potevano raccogliere le cosiddette telline, e noi li raccoglievamo, tutti quanti eravamo, e li davamo a Padre Pà, che poi la sorella gli cucinava gli spaghetti con le vongole. Lei dedica anche un passo alla vita di suo padre. Ah sì. Ecco, suo padre, mio padre è stato... Insomma, da quello che ho visto, lei era una persona molto legata a suo padre, e che lei dice che
l'avviò alla carriera politica indissolubilmente legata a lui, lei dice. Senza di Sì. lui non l'avrei realizzata. Suo padre era un Assolutamente. commerciante di Mio padre era cereali, insomma. commerciante di cereali, di mandorle, e ogni anno, prima della stagione della raccolta del grano, lui mi portava da metà giugno a metà luglio con lui, con il camion o il furgone, a secondo di quegli anni, a comprare il grano e portarlo o nel magazzino o portarlo al mulino. E io l'aiutavo. L'unica cosa che mi dispiaceva era di alzarmi la mattina alle 4, perché bisognava essere lì Certo. alla trebbia. Allora non c'erano le mieti trebbie, c'erano le trebbie fisse, per cui i contadini portavano i covoni di grano lì accatastati, mangiavamo lì, qualcuno dei contadini o gli operai della mietitrebbia preparavano quasi sempre gli attuppatelli al sugo, che si mangiavano anche con la paglia che arrivava. Oggi magari i miei figli non riescono a pensare Allora, a queste cose, ma erano allora altri tempi. o si mangiava quello o non si mangiava. E poi la stagione delle mandorle, che secondo mio padre era la più redditizia, fino a un certo punto, fino agli anni 60, quando gli israeliani cominciarono a immettere nel mercato le mandorle che avevano, e mi ricordo che le mandorle sgusciate erano a 400.000 lire al quintale, e arrivavano a 50.000, quindi ci furono fallimenti enormi. Mio padre, che era un commerciante abbastanza raffinato, si capì che c'era qualcosa che non andava, quindi vendette immediatamente, ma anche lui... Un immobile? Sì, vendette un terreno, vendette allora, che aveva un cavallo e un carretto, però non fallì. Le banche allora gli avevano chiuso tutte le porte, ma riuscì, diciamo, economicamente... Insomma, un po' quello che sta succedendo adesso, sì. in chiave, insomma, moderna, chiaramente. Allora fu causato dallo Stato di Israele, cioè l'immissione di migliaia di quintali di mandorle nel mercato, mentre prima era un monopolio della Sicilia e in parte della Puglia. E quindi, ripeto, da 400.000 lire a quintale a 50.000 lire le Sindaco, cose. poi lei, giusto per finire questa parte autobiografica, ecco, dedica anche un lungo approfondimento alla figura di Papalli. 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 Chi è Papalli? Papalli è il papà di mio padre. Non so se molti ricorderanno. Quindi suo nonno? Sì, mio nonno, sì. Lei lo cita chiamandolo proprio Papalli. Papalli perché... Raccontando un po' tutta la storia, che si era sposato 3 volte. 3 volte. Per E cui... mai fu mio nonno fu mandato durante la Prima Guerra Mondiale, lui era del 1896, e quindi nel 2015, quando l'Italia entrò in guerra, quindi aveva 19 anni, fu mandato sul Carso, e lì una bomba gli tagliò mezzo piede, e mi raccontava delle cose molto particolari, che un suo amico commilitone sul Carso un giorno lo videro assieme ad altri impiccato in una cascina proprio dagli austriaci, e loro entrarono con le baionette, mentre quelli ubriachi festeggiavano la morte di quei poveri ragazzi, e li ammazzarono tutti. Cioè, la guerra è una cosa terrificante, terribile. E lui questa cosa me la raccontava con dolore, soprattutto per la morte di quel giovane commilitone agrigentino che era partito con lui per combattere gli austriaci sul Carso. E Papalli era un uomo abbastanza prestante, aveva 5 carretti, sposò prima la madre di mio padre, che poi morì per tutta una serie
di questioni perché gli avevano dato un casello, dato che era invalido di guerra, a Castelvetrano, e poi sposò la sorella, poi morì pure la sorella, sposò un'altra. Era una persona abbastanza, lui era sempre vivo, morivano le mogli. Era uno antico. Allora, Sindaco, passiamo poi insomma, qualcosa di più, dalla frana di Agrigento. Ecco, lei cita capro espiatorio del caos edilizio nazionale e causa della prima legge urbanistica. Sì. La frana, ecco, dedica. Io la ricordo bene perché stavo facendo gli esami di Stato e ad un tratto ci fecero uscire dall'aula perché c'era il terremoto. Allora, i primi momenti si pensò al terremoto, tant'è che non ci furono morti perché grazie a un netturbino che come ingiuria aveva il nome di Ciccio Pucci, e già il nome è emblematico, è la pulce che si infila. Si mise quando vide che in via Dante avvisò, insomma. La strada si spaccò, cominciò a suonare gridando il terremoto, e la gente fortunatamente uscì via fuori sulla strada e subito dopo una mezz'oretta, caddero le prime case. La frana, come disse il ministro Mancini in Parlamento, fu causata dal caos edilizio di Agrigento, colpevole di avere costruito in maniera disordinata, senza piano regolatore, ma allora credo che in Italia negli anni 60 il piano regolatore l'avessero soltanto in pochi. In Sicilia credo nessun paese, nessuna città. Però grazie alla frana, 6 mesi dopo, il decreto Mancini che delimitò le aree di sviluppo urbanistico della città, cioè la famosa zona A, cioè della Valle dei Templi, che comprende migliaia di ettari, questo lo dobbiamo dire, e poi una zona di rispetto che era la zona B e quindi quasi metà del territorio agrigentino, e questa frana fu la causa positiva della prima legge urbanistica in Italia perché non c'era. Fu votata dal Parlamento la prima legge urbanistica dove imponeva ai comuni di fare i piani regolatori generali, i piani di fabbricazione, imponeva quelli che erano alcune determinate costruzioni che dovevano essere fatte in determinata maniera sotto il controllo del genio civile, e cioè Agrigento fu la frana nefasta per la città, perché questo marchio ce lo portiamo anche oggi, città dal caos edilizio, anche perché poi i giornali si sono divertiti, nonostante le mie battaglie, si vedevano sempre i templi con i grattacieli. Un altro capitolo cui lei dedica. Sì, i grattacieli di via Empedocle e di via Porta di Mare erano spiaccicati sopra il Tempio della Concordia, perché bastava andare dove c'era il ristorante Il Vigneto o da Cocalos, e da lì bastava prendere con un teleobiettivo il Tempio di Giunono della Concordia, e i panni si potevano stendere sopra le colonne doriche. E però io dico in questo libro, ma l'ho detto anche al Senato in un intervento, che se avessimo avuto i soldi dei milanesi e dei bresciani, noi avremmo costruito le nostre case fino a 100 metri dal Tempio della Concordia. Invece per la povertà... Per la povertà noi siamo stati poveri e abbiamo ora questo grandissimo e bellissimo patrimonio dei templi grazie alla nostra povertà. E facevo anche il raffronto con una città della Colombia che avevo visitato in missione come componente della Commissione Esteri, Cartagena, che è rimasta come l'avevano costruito gli spagnoli, ed è rimasta così per povertà, perché anche a tutt'oggi
Gli abitanti di Cartagena hanno un reddito bassissimo, credo. Cosa che non è successa, lei cita nel libro, per Roma. No, né Roma né Siracusa. Siracusa basta, o il Colosseo, il campo di Domiziano a Piazza Navona, no? Piazza Navona è il campo di Domiziano e ci sono le chiese e i palazzi ma anche negli anni 70 furono costruite una clinica a 100 metri dal Tempio di Ercole e le famose case Pantalena, che poi ho demolito io, ma le abbiamo demolite dopo averle pagate perché erano state costruite regolarmente, demolite sotto la mia gestione, costruite a 200 metri dal Tempio, dal Tempio di Giunone. Sindaco, tra l'altro una cosa che lei cita prima di entrare poi nel vivo delle azioni fatte alla sua candidatura fu che lei alla fine di un comizio, lei si candidò al Senato con il Partito Repubblicano. Alle regionali. Alle regionali? Sì. Allora ho sbagliato. Ma non vince per pochi voti. Sì. Lì racconta di un comizio e alla fine del comizio fu accompagnato dai carabinieri a casa. Ecco, sì. Cosa successe? Ero candidato. E a casa lei poi non andò a casa sua, ma no, non ci poteva casa andare di sua mamma perché farsi vedere con i carabinieri. Ma cosa successe? Era successo che uno dei componenti del comitato provinciale del Partito Repubblicano era un certo Rolando Montalbano, il quale era nato per fare comizi e quindi organizzava sempre comizi. Organizzò in quell'occasione per le elezioni regionali un comizio a Luccasicola. Era un paese dove io non c'ero mai stato e il comizio rappresentava, siccome ci siamo andati di sabato sera, era organizzato per sabato sera, rappresentava una novità per il paese, era come una specie di teatro, una specie di cinema. Luccasicola ha una piazza rettangolare e quella sera era tutta piena di gente. C'era chi si era portato la sedia, c'era la farmacia, c'erano i carabinieri, c'era il municipio. Io feci il comizio, c'era con me anche mio figlio Giuseppe, il primo, che aveva 6 o 7 anni, voleva parlare anche lui, cercava il microfono, insomma. E Rolando Montalbano, quando abbiamo finito il comizio, mi disse: hai fatto il più bel comizio della tua vita, non lo farai così bene in un'altra occasione. Ed era vero. Io parlai contro la mafia e vedevo che la gente sussurrava, diceva: ma che boli questo, ma che benefici. Era attento, insomma, ha colpito, sì, e comunque, ha colpito il loro interesse. Attentissimi. Finisce il comizio, mi viene a salutare il sindaco, mi dice: io non ti posso votare perché è candidata mia sorella. Dico: vabbè, ti ringrazio, però c'erano più di 500 persone. Si avvicina anche il farmacista e mi dice: io ero amico di suo suocero, noi siamo in 5, in famiglia, questi 5 voti lei l'avrà. Poi mi salutò anche il parroco dicendo che mi avrebbe votato, ma disse una bugia, perché a risultati ottenuti io ho preso soltanto 5 voti. I 5 voti mi aveva promesso il farmacista per mio socio, che era medico, lì passò pure da Luccasicola come medico condotto, per cui erano anche amici. Vennero a salutarmi un mare di persone, ad abbracciarmi, ovviamente sudati perché era giugno, quindi c'era caldo, un mare di gente. Io pensavo di prendere almeno 300 voti, poi ne presi, come 4. Avevo detto, 5. E ad un tratto si avvicinò il maresciallo dei carabinieri e mi dice: dottore Sodano, la dobbiamo accompagnare a casa. Ma per un momento pensai, dico: ma si vede che può darsi che divento deputato regionale, quindi c'è questa tradizione di accompagnamento. Dice: guardi, dice, ora le parlo appena finisce un po' questa calca, comunque stia sempre vicino a me. Io sono stato vicino a lui assieme a mio figlio. Rolando Montalbano poi prese la strada per Cianciana
E io per Agrigento mi dice, guardi, prima di mettersi in macchina, lei va avanti, noi la seguiamo, perché lei è stato abbracciato e baciato da un signore che è un mafioso di Ribera. Ma dico, guardi, io manco lo conosco, mi hanno abbracciato in tanti. Dice, sì, ci ho già avvisato. Ma loro lo conoscevano? Loro lo conoscevano. Ci ho già avvisato il comando dei carabinieri di Agrigento, poi magari domani lei avvicinerà lì. Anziché andare a casa mia, io da mia moglie, avendo una jeep dei carabinieri dietro, andai dritto in via delle Mura a casa di mia madre e mio padre, che abitavano a Pianterreno, dove oggi c'è lo studio di mio nipote Leo. Mia madre, quando sentì che io suonavo, già mio figlio si era addormentato, si affacciò dalla finestra che c'era e vide i carabinieri e appena entrai dice, che fanno i carabinieri? No, dico niente, mi hanno accompagnato perché avevo un comizio e cose come. Mio padre non parlò, però durante la settimana ci avvicinai e mi disse, che è successo? Ci è successo che un mafioso di Ribera è venuto ad abbracciarmi, poi sono stato al comando dei vigili urbani, dice, lì stai attento, parla di altre cose, non parlare solo di mafia, ci sono tanti problemi, l'acqua, l'occupazione. Vabbè, dico, papà, state tranquilli. Finisce questo discorso, dopo 6 mesi questo signore viene ammazzato in un frantoio di Ribera, muoiono 5 persone, anche innocenti, cioè una strage. Allora parlo con mio padre e ci disse, papà, guarda che quello è stato ammazzato, quindi ne portai il giornale. C'era mia madre che, nonostante molto religiosa, si alzò gli occhi al cielo e disse, benedette le mani. E così si tranquillizzò sulla mia vita, diciamo. Sindaco, andiamo alla vittoria sindaco, l'avvocato D'Alessandro l'ha sostenuta e inizia ora il vero lavoro da sindaco. Ecco, brevemente, lei inizia a raccontare queste cose, che poi insomma lì ora avremo la seconda parte, dedichiamo. Ecco, lei parla della gastimia del vecchio domenicano. Sì. Ecco, la spieghi questa cosa. Allora, io avevo cosa vuol dire? Come professore di religione padre Baio, che era il rettore della chiesa di San Domenico, che è la chiesa attigua al comune e al teatro Pirandello. Certo. E fu lui che mi raccontò, perché ci fu un momento quando io diventai sindaco, che voleva delle stanze che erano attigue alla chiesa di San Domenico per darmene altre della chiesa di San Giuseppe, però lo scambio era a favore della chiesa e io ovviamente non la volevo fare. Non ci ha detto. Non ho ceduto e padre Baio dice, vi dica lì, ti finisci come acquisti. Dico, ma che è sta cosa? E ella mi raccontò che quando ci fu la proclamazione nel 1860 del Regno d'Italia, ovviamente il municipio era il convento dei domenicani e quindi ci fu questo problema di lasciare tutti i beni che erano tutti i beni conventuali al Regno d'Italia, allo Stato italiano, e dovevano lasciare anche questo convento, lo dovevano lasciare al comune che andava formandosi. Il priore di quel convento pregò il commissario governativo di lasciare un monaco che era malato, che aveva 90 anni e che non era possibile trasportarlo. Certo. Ma il commissario, siccome c'era questa sorta da parte dello Stato italiano anche contro la Chiesa, c'era questo laicismo così esasperato, dice no, il primo che deve uscire deve essere pure questo monaco, tutti fuori. E la trasportarono in una lettiga improvvisata questo monaco, e il monaco, quando arrivò al portone, si avvide che già c'era l'emblema
della città di Agrigento, cioè i tre giganti, ma nudi. Si girò e disse: vi ridurrete come questi, nudi, poveri e mentecatti. Ci vede che sta Castimi arriva, perché questa città ormai è ridotta. Dice: sì, io spero di risollevarla, padre Baia. E in parte qualche cosa penso di averla realizzata. Sindaco, io ho tantissime cose Sì, è lungo questo che lei ha fatto, però vorrei andare un po' per le cose più importanti. Sì, se ci arriviamo le citiamo tutte. La cosa più importante, secondo me, per cui lei attualmente viene sempre citato, secondo me, è la nettezza urbana. Cioè la gente vede lei, io insomma vedo per le strade, e citano la pulizia di Agrigento come non è mai stata fatta in città, se non quando lei era mandato a sindaco. Ecco, tra le tante cose mi piace iniziare con questo appalto dell'immondizia. Sì, era diventato... È stata una cosa, un po' un fiore all'occhiello, sì, diciamo. Era diventato un mio pallino. Lei è d'accordo con me? D'accordo con lei. O dà un'altra priorità? No, è d'accordo con... Per me le priorità, le necessità della città erano l'acqua e la pulizia. Perfetto. Ma forse prima la pulizia che l'acqua, ma tutte e due erano sullo stesso piano. La pulizia diventò mio pallino. Io nel 1974 feci per 10 mesi l'assessore alla nettezza urbana e mi inventai tantissime cose, ero giovane. Da lì però per realizzare alcune cose o sei sindaco con alcuni poteri oppure non li puoi realizzare. Quando diventai sindaco eletto dal popolo, io mi ricordo che abbiamo ereditato una città che era proprio sepolta sotto una coltre di polvere, trasantata, sporca, piena d'erba. Mi ricordo, io abitavo in via Picone, certe volte salivo a piedi dalla scalinata che porta da San Calogero in via Picone e una volta ho contato una decina di tipi di erba, dall'erba di vento che andava a sinistra e a destra lungo gli scalini, alla bocca di leone, alla caracitola, addirittura i cosiddetti mazzareddi amari che si raccoglievano come verdura. Cioè una cosa incredibile, una città trascurata, proprio senza che nessuno mettesse mano a dire: ma vediamo di pulirla questa città, perché pulendola viviamo bene tutti, non soltanto l'amministrazione, vive bene il cittadino. E quindi di Buzzo Buono sono stato anche circondato da persone che volevano bene a questa città, mi riferisco per esempio ai Casesa, il cui papà di Lello era diventato dirigente della nettezza urbana, e anche il capo dei netturbini, che era un certo Butticè, bravissimo, di Raffadale. La maggior parte dei netturbini erano di Raffadale. Io capii per esempio che questo giro che facevano le amministrazioni precedenti dei netturbini, che li spostavano da quartiere a un altro quartiere, era un fallimento totale. Il netturbino bisognava lasciarlo in quel quartiere perché si affezionava a quel quartiere, lo puliva, ovviamente era sempre irresponsabile di quel quartiere. E poi ereditammo un appalto che io modificai, tra l'altro con grande successo, perché il 2% dell'appalto lo facemmo il 2% no dell'appalto, il 2% del ribasso, facevamo la campagna ecologica. Perfetto. E ricordo che compravamo 1000 biciclette, 1000 macchine fotografiche Nikon, gite a Venezia, a Milano, a Roma, a Firenze, di tutti i ragazzi che partecipavano. Formai una commissione presieduta non dal sindaco, ma l'ho fatta presiedere
all'allora provveditore agli studi, il dottore Lombardo. In quell'occasione ho conosciuto Magda Bocchino, che faceva parte della pubblica istruzione. Sì, e poi passata all'ecologia, con suo grande disappunto prima e poi con grande entusiasmo dopo. E l'appalto allora noi lo portammo a circa 6 miliardi e mezzo, ma ci fu un particolare, che il dirigente l'aveva preventivato a 10, da 5 a 10. Il dirigente l'aveva... Racconta nel libro che lei lì è stato abbastanza determinato. Sì, l'aveva portato in giunta ed erano esattamente 10 miliardi e mezzo. Ci disse, con questa cifra ci arresteranno domani, ci disse. Dico, quindi la devi levare? Ma dice, non posso levare niente, dobbiamo levare i servizi. Tu devi levare i servizi non essenziali, ma lo devi portare a quanto era prima. Ma dice, quanto era prima non è possibile perché ci sono gli aumenti della naffita degli operai. Ci si mette un 10% in più rispetto a prima. E insomma, finalmente si è persuaso e l'abbiamo appaltato poi col 23% di ribasso, mai accaduto. Cosa che allora, questi ribassi, lei dice, erano inusuali, i ribassi in tutta la Sicilia erano massimo dello 0,01, 0,02, però nonostante questo ci fu un processo, perché ci fu la solita denunzia di alcuni che non vale la pena manco di nominare, ovviamente condannati ad Agrigento e poi assolti a Palermo. Ma mi piace ricordare però che sole 24 ore, nelle graduatorie che fa, allora come polizia ci mise Agrigento e Foggia, le prime 2 città del Mezzogiorno d'Italia, le più pulite. E avevamo... c'era stato un notevole balzo in avanti. Ma veramente Agrigento, ma io ricordo che c'erano vigili urbani che controllavano, c'erano ragazzi delle scuole che controllavano, che erano agenti, che andarono a finire un paio da Maurizio Costanzo Show perché un signor anziano a 2 bambini aveva preso a schiaffi perché l'avevano contravvenzionato, ma ci furono anche delle cose simpatiche, non so se possiamo raccontarle. Leviamo tempo alle altre cose che... Vabbè, diciamo... niente, un'altra volta. Ma lì ci fu pure un piccolo, faccio un inciso, ci fu anche lì la vicenda della differenziata. Sì, che lì praticamente l'hanno accusata di non avere inserito la differenziata, quando invece la differenziata per legge entrò dopo, no? Cioè il suo appalto era prima della... Nel processo fu portata avanti dal pubblico ministero che l'amministrazione non aveva deliberato la differenziata. Cioè la differenziata fu legiferata esattamente 2 anni e mezzo dopo che noi avevamo fatto l'appalto, quindi dovevamo essere previgenti. A me interessava avere la città pulita, non mi interessava allora, stiamo parlando degli anni 90, la differenziata, e comunque non era un obbligo di legge. Ma no, anche lì c'era questo reato che non si capiva da dove spuntasse. Ma una cosa sulla nettezza urbana la voglio dire. Prego. Io salivo da San Leone facendo la strada via dei Giardini dove c'era l'ex ristorante Il Vigneto, e lì c'era sempre spiaccicato della spazzatura ed era una cosa veramente vergognosa. È un altro fatto interessante. E ovviamente erano mattine con rabbia. Insomma, si guastava. Mi guastavo, sì. Andavo al comune. Io vedevo la città pulita. Lì è successo un fatto particolarissimo. E allora pregai i miei 2 agenti di scorta e dissi, io per 2 giorni scorta non ne voglio, non ne ho bisogno. Mi dovete dire chi è che sporca questa, fate degli appostamenti. Fecero degli appostamenti, dopo 2 giorni si accorsero che attaccato alla marmitta di una macchina c'era un sacchetto di spazzatura. Se ne sono accorti, arrivate proprio lì vicino al ristorante del Vigneto, si vede che la marmitta riscaldava e scioglieva col calore il sacchetto, e quindi poi le macchine ci passavano e tutta la spazzatura per la strada. Bloccarono questa macchina, era un ingegnere che aveva questo sfizio
di sporcare la strada, l'abbiamo contravvenzionato e l'abbiamo anche denunziato perché poteva essere un pericolo per coloro che venivano dopo, o a piede o con le vespe o con le biciclette. Continuò, sì, continuò. Com'è che riuscì a fermarlo? Perché abbiamo trovò un espediente. Perché poi, siccome continuava, siccome la contravvenzione era di 30.000 lire, io portai le contravvenzioni a 1 milione e tutto era in base al reddito e al titolo di studio. Questa ordinanza successe il finimondo, Corriere della Sera, Repubblica, TG1, il sindaco di Agrigento fa un'ordinanza, le contravvenzioni sono sul reddito e sul titolo, certo, perché se una vecchietta del centro storico, io spiegai al TG1, sporca la strada ed è una vecchietta con la quinta elementare, mentre chi sporca è uno laureato ed è un ingegnere, io gli faccio pagare 1 milione anziché non 1 milione di euro. Il risultato fu che l'ingegnere non buttò più, almeno lì non la buttò, magari la buttò in altre parti o cambiò strada. Sindaco, parliamo dell'acqua, ecco, un altro fatto importante è l'acqua, la città era completamente assetata, quindi lei fece una grossa battaglia per io quando diventai sindaco, ce la sintetizza. La gente era esasperata, acqua ogni 15 giorni, cioè 2 volte al mese, cioè una cosa veramente manco da terzo mondo, cioè 2 volte al mese si parlava a Milano, non ci credevano, ma invece arrivava ogni 15 giorni per diversi motivi e per diverse cause che non staremo qua stasera ad analizzare. La verità è che quando mancava l'acqua, qua arrivava l'acqua da 3 fonti direttamente, dalla Favara di Burgio, dalla dissalata di Gela e dal Consorzio del Voltano di Santo Stefano di Quisquina, dove noi avevamo la maggioranza relativa come comune di Agrigento. E siccome la nostra rete idrica arriva quasi a punta bianca, estesa in una marea incredibile e fatta male per giunta. Ed è obsoleta. Sì, è anche obsoleta. Poi mancano i cosiddetti torrini piezometrici, cose che abbiamo fatto a Villaseta. Allora abbiamo cercato di vedere quale poteva essere la soluzione. Mi parlavano di una relazione che era stata fatta negli anni 50, subito dopo la guerra, di un'azienda milanese, ma parlando con questi a Milano dissero che acque importanti non ce n'erano. C'era soltanto quella di Bonavorone e c'era soltanto quella della Settima Porta dei Templi. Però lei riuscì a trovare... Sì, trovammo l'acqua, circa 5 litri che sembrano niente, ma di acqua. No, ma davano acqua poi a Villaseta ogni giorno, perché lì avevamo un torrino piezometrico. Quest'acqua, che era un poco dura, miscelata con l'acqua che veniva da Favara di Burgio, rese autonoma la frazione di Villaseta, rese autonoma i Vigili del Fuoco che intanto avevamo fatto trasferire a Villaseta. E ricordo che quando abbiamo preso quest'acqua lì, proprio in piena Valle dei Templi, ci andai pure, erano presenti tecnici del Genio Civile, della soprintendenza, comprammo i motori per sollevare quest'acqua che quando era immorbida significa quando dà acqua in maniera subito dopo le piogge, dava circa 5 litri di acqua al secondo. Quando non era immorbida, che era in secca, ne arrivava a 1,5, ma già con una media di 3 litri noi avevamo affrancato la frazione di Villaseta e Monserrato. Ci rubarono i motori. Lì succedeva sempre. Sì, ci rubarono i motori e quindi abbiamo dovuto ricomprare i motori, però abbiamo fatto una recensione, abbiamo messo dei controlli, dicevamo, che dovevano servire a controllare eventuali manomissioni o comunque, certo. E quindi questa cosa funzionò. Penso che funzioni a tuttora quest'acqua di... Sì, ma poi si va avanti, com'è che ha risolto il problema dell'acqua? Poi c'era un problema di... c'era un problema di distribuzione, no? Di distribuzione, c'era...
allora presentammo, allora ricordo che io avevo un consulente che era l'ingegnere Carlino, era molto bravo, era un ingegnere in idraulica, e poi ero anche molto amico del professore Ignazzino Milicenta, che era docente di idraulica alla facoltà di, oltre ad essere poi diventato rettore della facoltà di ingegneria di Palermo, il quale mi spiegò alcune cose per vedere com'era possibile tamponare e arrivare a turni, diciamo, ragionevoli. Più accettabili, più umani. Ma i turni più umani, come dice lei, erano semplicemente che doveva arrivare un certo quantitativo d'acqua che noi avevamo fissato a circa 200 litri di acqua al secondo. Da queste tre fonti, diciamo, Favare di Burgio, Santo Stefano di Iquischina e alla dissalata di Gela, bastava che una di queste si fermasse, perché poi la dissalata di Gela dava acqua delicata, acqua a palma. E spesso veniva noi subivamo, manomessa con dei furti da parte degli agricoltori. Ricordo sempre, ogni mattina noi davamo quanti litri di acqua era arrivata, cioè, sembrava un rosario, insomma, ogni giorno si dava sempre questa informazione. Quindi bisognava compensare quella mancanza, perché non avendo questi torrini piezometrici di cui parlavo prima, appena non arrivavano i 50 litri o i 60 litri dell'acqua dissalata di Gela, andava tutto in tilt. E quindi l'unica cosa era andare a Palermo, parlare col Presidente della Regione e farsi dare sostanzialmente la stessa acqua che mancava in tempo reale, perché passando 2 giorni si scompensava tutto e ci volevano 10 giorni per rimettere. Quindi ci voleva un flusso costante, che arrivava dal Fanaco. Doveva arrivare dal Fanaco. Questa idea chi gliela diede? Ci fu una cosa graziosa, insomma, che lei cita nel libro, no? Possiamo raccontarla, sì, quella col professore velocemente che era il commissario dell'EAS. Commissario dell'EAS. Cosa succede? Negli anni, io con un'acqua da distribuire ogni 15 giorni, presi appuntamento col commissario dell'Ente Acquedotti Siciliani, che era in quel momento il professore Liguori. Questo mi diede l'appuntamento lunedì alle 9 all'Ente Acquedotti Siciliani a Palermo, e io di buon mattino con la macchina andai a Palermo con l'autista, la scorta. Mentre ero quasi alle porte di Palermo arriva la telefonata della mia segretaria, buonanima, di Angela Adinolfo, che ricordo affettuosamente. Signora Adinolfo. E mi dice, sindaco, guardi che il professor Liguori ha disdetto l'appuntamento. Adesso sono a Palermo e disdizio l'appuntamento. Dammi il numero che lo chiamiamo. Allora la macchina aveva quei telefoni giganteschi, lo chiamo, dico, professore, noi avevamo un appuntamento. Sì, dice, ma è saltato, poi ci sentiamo in maniera proprio palermitana. Dico, ma scusi, ma lei è veramente un maleducato, lei sta parlando col sindaco di Agrigento. Come dice? Sì, dico, lei è un gran maleducato. Dice, ma dov'è? Dico, io sono qua, sto arrivando a Villabate. Ma aspetta che sto arrivando. E allora noi ci siamo fermati a Villabate, dove c'è, prima di entrare a Palermo, dove c'è una specie di mercato ortofrutticolo. Questo arriva, una persona abbastanza con la cravatta, però senza giacca, scende. E mi dice, ripeta quello che mi ha detto a telefono. Dice, lei è un gran maleducato. E cercò di afferrarmi. C'era la scorta, c'era il suo autista, il mio autista Palillo, insomma, ci divisero. Dice, e sono intervenuti quelli del mercato, allora, che non erano abituati. Quelli del mercato ovviamente assistevano alla scena di 2 in giacca e cravatta che si pigliano quasi a botte, e divertiti poi ci offrirono perfino il caffè, perché praticamente poi il professor Liguori mi disse che stava andando a Catania perché aveva ricevuto un avviso di garanzia ed era convocato dal pubblico ministero a Catania. Quindi io capii che ovviamente anche lì la magistratura si era messa di traverso, però mi disse, ti vengo a trovare, poi ci siamo dati del tu, ti vengo a trovare ad Agrigento in settimana. E in effetti io non ci credevo, il venerdì successivo mi venne a trovare e mi disse, se tu vuoi risolvere questo problema
devi farti dare, perché io non te lo posso dare, 50 litri che devono essere in tempo reale, quando ti manca l'acqua da una delle fonti, Favara di Burgio, dissalata soprattutto perché gli agricoltori, come diceva lei, interrompevano quel flusso, perché mia moglie mi diceva, tu soffri la legge dell'ultimo prato, che è in cardiologia questa legge. Io non essendo medico non lo sapevo. Praticamente in qualunque punto si rompe una vena che arriva al cuore, o una aorta, chi ne soffre è sempre l'ultimo prato, cioè noi eravamo l'ultimo prato. Agrigento era l'ultima città ad avere l'acqua, si rompeva a Palma e non arrivava ad Agrigento, si rompeva a Licata, stessa cosa, a Bivona, a Sciacca, a Ribera, la stessa cosa. Per cui in tempo reale c'è presente la Regione, e devo dire che il Presidente della Regione, allora Nicolosi, uno dei più grandi presidenti che questa Sicilia aveva avuto, dopo un'altra sciarra con questo, perché mi diceva che il Fanaco era di Caltanissetta e non si poteva dare a nessuno, io gli dicevo sì, perché la mia città è una città figlia illegittima, o come noi diciamo era mula, e quindi non poteva avere l'acqua. Arrivammo quasi alle mani pure con lui, pur essendo piccolo però, ma anche lui era piccolo. E alla fine si convinse che la città non poteva avere questi turni incivili. Quindi stabilì che l'ente Acquedotti Siciliani mi doveva dare, quando non veniva l'acqua da Gela soprattutto, immediatamente il Fanaco mi doveva erogare 50 litri. E così abbiamo cercato di tamponare e portammo l'acqua ogni 5-6 giorni. Poi abbiamo fatto anche altre cose, abbiamo scoperto quest'acqua nella Valle dei Templi che abbiamo portato a Villa Seta, e quindi l'acqua scese, i turni scesero a 3 giorni. C'era una certa normalità, fra la portammo ad una certa. Senta, tra le cose diciamo interessanti ci fu l'apertura, che secondo me insomma merita, l'apertura del teatro. L'apertura del Teatro Pirandello. Teatro Pirandello, che fu inaugurato dal capo di Stato di allora, a cui lei non applaudì il discorso che fece. Però insomma raccontiamolo, come si arrivò anche all'inaugurazione. Lì fu un altro dei suoi pizzini, diciamo, scritti là era scritto teatro. Lì fu teatro, insomma, ogni giorno io una battaglia, prima poi il direttore artistico Guardì, insomma tutte cose abbastanza interessanti. Prima di salire nella mia stanza, quasi ogni giorno, io passavo dal teatro per vedere i lavori come andavano, pieni di polvere, cemento, calce, cose accatastate, ma ogni giorno passavo da lì. Addirittura dopo 15 giorni dalla mia elezione, credo a settembre, feci la prima giunta, la feci dentro il teatro. Ed era un impegno, perché il teatro rappresentava il cuore della cultura della mia città. E quindi ogni fine mese io facevo una riunione con l'ingegnere capo, il segretario generale, i 2 direttori e Pippo Flora, buonanima, che partecipava perché era l'artista che mi sollecitava l'apertura del teatro, che poi io nominai sovrintendente. Ogni fine mese, e facevo questa riunione il venerdì sera, quando al comune non c'era nessuno, i 2 direttori dei lavori, l'ingegnere capo, manca questo, manca ancora questo, manca quest'altro, preparavano le delibere, passava un mese e c'erano sempre altre delibere. E allora un bel giorno mi sono stancato, come poco fa lei diceva, che bisognava andare subito al sodo, e all'ennesima riunione inutile di fine mese dissi che avrei cambiato l'ingegnere capo, che avrei cambiato il segretario generale e che avrei licenziato i 2 direttori dei lavori, e che l'indomani avrei firmato la lettera di dismissione del contratto. E io quella lettera la preparai per tutte e 4. Ovviamente mi rendevo conto che se quella lettera fosse partita
il teatro non si sarebbe mai aperto, perché Però fu uno stimolo, diciamo. sarebbe cominciato un contenzioso, ma quelle lettere rimasero sul mio tavolo, pronte a partire. Dopo 15 giorni mi arrivarono esattamente 11 delibere. Io convocai la giunta, deliberammo quelle 11 delibere. Quelle 2 lettere fecero aprire il teatro, ma mancava il nulla osta del Ministero degli Interni. Chiamai, allora il Ministro degli Interni era l'onorevole Mancino, che è stato assolto dalla trattativa Stato-mafia. Mi diede l'appuntamento alle 6, io pregai l'onorevole Ayala di accompagnarmi, che mi accompagnò al Viminale e siamo stati là fino a mezzanotte, perché il Ministro era impegnato non so in che cosa, non poteva venire, c'era e l'onorevole Ayala non aveva più sigarette, abbiamo dovuto trovare le sigarette sia un commesso, sì. Perché se ne voleva andare e io ci dicevo a Giuseppe non deve rimanere, per favore. Certo. Finalmente venne il Ministro, io gli avevo portato una bella guantiera di dolci delle suore di Santo Spirito che fecero anche breccia. Poi però Ayala mi disse almeno ne hai portato, te li farò arrivare. E firmò il nulla osta per l'apertura del Teatro Pirandello, però con la prescrizione di 25 vigili del fuoco. E io ci disse, signor Ministro, anche 50, io l'avrei aperto, poi avremmo... Poi si vede. Poi si vede. Certo. E tornai ovviamente contento di tutta questa vicenda. Pensai, dato che il teatro fu inaugurato dalla regina Margherita, che arrivò con carrozza e cavalli bianchi, dico, vediamo se può venire il Presidente della Repubblica. Scrisse una lettera, ma senza grandi speranze. E invece mi arrivò la lettera dicendo che era disponibile a inaugurare il teatro, però doveva concordare, il sindaco doveva andare a Roma e concordare con lui personalmente la data. Io la data l'avevo già concordata, perché il 25 la dovevo fare, perché era tutto sistemato, dovevo cercare un direttore artistico. Un amico del piccolo teatro pirandelliano mi portò a Firenze a parlare con un regista. Il regista mi chiese la modesta cifra di 700 milioni per fare il direttore artistico. Dice, guardi, noi credo che non gli possiamo dare manco 7 milioni. Come si chiama? Sì, Vabbè, lì non è qua l'ho scritto. sì, mi è sfuggito anche a me, era un nome molto famoso. Sì, fa Pirandello spesso, anche ora. Da lì gli venne l'idea di... Da lì mi venne l'idea di Mentre Michele era a Roma Guardini. diceva... Lo chiamai, disse, Michele, ti posso parlare Di Guardini, così? no? Sì, Michele Guardini. E dico, guarda, io devo aprire il teatro, tu vorresti farlo il direttore artistico a gratis? No, dice, tu apri il teatro, se tu lo apri io lo faccio. Anche lui non credeva nell'opera, nella riuscita dell'opera. Che io aprissi il teatro Pirandello. Ormai era cosa fatta, dopo il nulla osta del Ministero degli Interni mancava soltanto la Commissione Pubblici Spettacoli, che immediatamente convocai quando io arrivai ad Agrigento. E per l'occasione, a Commissione Pubblici Spettacoli in genere ci va il geometra, ci va il rappresentante, il maresciallo dei Vigili del Fuoco. Per l'occasione venne il viceprefetto, anziché un impiegato, il comandante dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere capo del Genio Civile, il mio ingegnere capo. Insomma, tutti i pezzi grossi. Tutti i pezzi grossi. L'ingegnere capo del Genio Civile, che era amico mio, mi disse, vedi che non lo vogliono aprire. Dice, perché non lo vogliono aprire? Non lo so. Dice, però mi hanno detto, diamo parere contrario, per ora poi se ne parla. Cioè, c'era sempre questa cosa di non far decollare di remare contro la città, cioè una specie di potere forte nascosto che... Al che si riunì la commissione, arrivato a un certo punto il viceprefetto dice ma manca il collaudo generale. No, i collaudi ci sono esattamente 22, c'era il collaudo del palco, c'era il collaudo delle poltrone,
c'era il collaudo del tetto, del pavimento ligneo, perché doveva essere ignifugo, insomma c'erano tutti questa ventina di collaudi. Dice, sì, ma manca il collaudo generale. Allora l'ingegnere capo del genere civile mi dice, piglia, scrivemolo. Allora dico, lei diede ordine al suo dirigente, chiamai l'ingegnere a letto e disse, Totò, buonanima, scrivi, visto questo collaudo, numero 1 che riguarda i palchi, numero 2 che riguarda il pavimento, numero 3 che riguarda le luci, numero 4 che riguarda il suono, che riguardano tutte cose, l'impianto di riscaldamento e tutta questa serie di cose, si collauda generale. Dice, noi andiamo in galera ogni volta, lei, queste cose andiamo in galera, e mi sbagliavo. Ci disse, Totò, facciamo una cosa, metti l'ingegnere capo e il sindaco, firmo pure io, così ci teniamo compagnia. E firmai. Dico, qua c'è, ma dice, sa, allora guarda signor prefetto, dica al prefetto che se non vuole, davanti a tutti, che se domani non si apre questo teatro, io lo trasformo in un pollaio, compro 630 polli e faccio ridere l'Europa, non l'Italia, e lei sa che lo faccio. Dice, sa, dice, ho bisogno di fare una telefonata, c'era Angela Adinolfo, ci si accompagna nella mia stanza. Angela Adinolfo capì che parlava col prefetto, ci diceva, il sindaco domani vuole accattare 630 galline e combinerà un casino. Allora scese, tutto che si faceva era impreziosito e alla fine, visto questo, visto quest'altro, il teatro si può aprire. E ci fu un applauso. Perfetto. Allora lui si schermiva dicendo no, non c'è bisogno di applaudire, guardi, se non applaudiamo a lei, stiamo applaudendo alla città. Yes. E Pippo Flora dice sto applaudendo al sindaco io, e piangeva. Questa fu la prima scena del teatro. Poi andai a Roma per concordare la data che era già stabilita da noi, perché Turiferro voleva essere pure invitato personalmente dal sindaco, non solo pagato, ma anche invitato, e lui era al teatro alla Torre Argentina, al Teatro Argentina che stava dando sempre uno spettacolo di Pirandello, e noi abbiamo aperto la stagione teatrale con l'incontro con il capo col capo dello Stato. Fu una cosa fu simpatica, perché mi diedero appuntamento. Io andai la sera prima, dormivo al Jolly, che è in Corso Veneto, a Roma, cioè sopra via Veneto. E l'indomani mattina c'era sciopero di tutti i mezzi pubblici. Appunto, e quindi io mi sono alzato presto, dico non vorrei arrivare tardi col Presidente della Repubblica, certo. Pensavo di andarci a piedi. Poi il direttore dell'albergo mi disse, ma sono 10 minuti a piedi al Quirinale. Io non conoscevo le distanze, per cui intanto fece colazione, perché io colazione in albergo con le uova fritte, non ci rinunciavo. In forma, no, non sa mai come affronta la giornata, no? In forma. Quando meno la e arrivai alle 9:45, lì c'erano due corazzieri là davanti, dico sono il sindaco di Agrigento, appuntamento col Presidente della Repubblica. Dice sì, la stavamo aspettando, dice aspetti che chiamarono una funzionaria la quale mi venne a prelevare, dice sai, dice il Presidente dice, è impegnato per ora, dice, se ne parla fra un'oretta, io le faccio un po' da guida. Dico sì, la ringrazio, secondo me dormiva ancora. Che era presto. Sì, che era per le 9, secondo me sono un poco malevola. E dice le faccio vedere la nostra pinacoteca dopo il Salone degli Specchi, e c'era un corridoio che faceva la pinacoteca, credo lo faccia a tuttora. Dice, vedete, dice, noi abbiamo tutti questi quadri dello Jacopo, ecco, che appunto, sono molto belli. È una cosa importante pure. Dice, ma voi ne avete ancora di più belli? Sì, i nostri sono più belli, ma io non avevo mai visto un quadro dello Iacono al comune di Agrigento. Comunque me lo memorizzai. Insomma, alla fine... Questi quadri erano lì perché lei cita, c'era un motivo, perché questi quadri erano come mai i quadri a chi piacevano? Lei sì, questi quadri piacevano alla regina Margherita, che era innamorata dell'arte, ovviamente dello Iacono, di questo pittore che è siciliano, palermitano,
che era noto come il pittore delle nuvole, perché c'erano sempre queste nuvole, che io completamente sconoscevo, né sapevo che il comune era proprietario di questi quadri, mai sentito, mai visti, però me l'annotai in mente. Poi parlai col Presidente della Repubblica, concordammo questa data, che poi era la data che avevo io per questione di RAI, di direttore artistico e di tutta una serie di... Insomma, il Capo dello Stato... Il Capo dello Stato disse va bene, Turriferro mi disse va bene col berretto a sonagli, e quindi ci preparammo con Michele Guardia a fare una grande inaugurazione. Tornando io, comunque, scrissi sempre su quel bigliettino lo Iacono, però io avevo problemi col teatro, per cui lo Iacono passò in secondo piano. Momentaneamente. Finita l'inaugurazione... Ma lei non applaudì al discorso? No, perché? Che è successo? Il Capo dello Stato... Che ricordiamo chi era il Capo dello Stato? Onorevole Scalfaro, che il Signore l'abbia in gloria. E poi lei... Diciamo, io lo trovai in commissione esteri. Appunto. E una volta Andreotti... Perché non applaudì? E una volta Andreotti mi dice, ma perché non lo saluti a Scalfaro? Dice, Presidente, che era l'unico a cui davo del lei, condonare del lei, nonostante lui per tante volte mi disse, mi deve dare il tuo, siamo colleghi, no? Certo. Io quando lei era Presidente del Consiglio, avvicinargli era già una cosa importante per me, giovane democristiano. Io non lo applaudii perché il primo giorno che venne fece un'intervista a Repubblica dicendo che Agrigento era nel caos urbanistico, circondata da palazzi abusivi, tutte queste cose, e Repubblica l'indomani, quando ci fu l'incontro ufficiale tra il Presidente della Repubblica, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, pubblicò una foto che tutti applaudivano, Stefano Vivacqua applaudiva, il Presidente Martino applaudiva, il Vescovo applaudiva, e io rimasi a mani concerte. Questa foto io la incorniciai e me la tenne al Senato. Quando Andreotti mi chiese perché non lo saluti, gli portai questa foto incorniciata e ci si presenta, ci ho capito tutto. Perfetto. Che Andreotti era un grande, è stato un grande politico, un grande democristiano, uno che ha fatto la storia del nostro paese. Io mi sedevo sempre accanto a lui perché era una fonte inesauribile di storia politica, di politica vera. Con lui andai in Libia, andai in Albania e basta. Libia. Sindaco, allora, giusto per chiudere la trasmissione, 2 punti, chiariamo questi dei quadri di Lo Iacono che poi avete ritrovato in un magazzino del comune, no? Allora io, questi quadri di Lo Iacono, finita la vicenda del Teatro Pirandello, chiamai il responsabile, il dirigente della cultura, dico vorrei vedere questi quadri dello Iacono, dove sono? Sì, li abbiamo conservati, dice, poi in questi giorni, signor Sindaco, però sono impegnato con le gare, stavo facendo le gare, vabbè, passò una settimana, io ho sempre scritto là, quindi appunto. Lo chiamai di nuovo, dottore, dico, sti quadri dello Iacono, sì, ora arrivo, e non arrivava, praticamente poi io ho preso da tanti problemi, passavano settimane e settimane, sino a quando io poi decisi che volevo vedere i quadri, ci dico, allora dottore, andiamo a vedere questi quadri, dove sono? Dice, sì, i quadri sono a Porta di Mare, dico, mi porta le chiavi? No, dice, le chiavi ce l'ho a casa. Vabbè, senta, guarda, sto chiamando l'ingegnere capo con 2 operai, sfondiamo la porta e pigliamo i quadri. E io feci così, vero, chiamai l'ingegnere capo, c'è Totò, che era sempre a letto, ci si piglia 2 operai con una mazza che dobbiamo aprire una porta che dice che è di ferro. E ci avviamo per via Porta di Mare, dove c'era la pubblica istruzione. Ma prima di noi arrivò il dottore con le chiavi. Quindi con le chiavi ci voleva sempre la... Sì, ci voleva la mazza che portò l'operaio. E abbiamo visto che c'erano 2 pile di quadri incartati
non so se lei è molto più giovane di me, quindi non si ricorda. Quando si incartava si incartava la pasta con quella gialla, sì, sì, questa carta, pasta, la carta questa dura però era trasparente, potevano traspirare i quadri, potevano respirare. Sì, me la ricordo, me la ricordo benissimo. C'era Lamberto Vecoli, che era uno di Scorta, che è 2 metri, suo fratello che sia ancora quartiere. Scese un quadro ed era, poi abbiamo visto di dietro che era Viaggio a Romagnolo, un bellissimo quadro dello Iacono, che si vede il Monte Pellegrino, un carro pieno di fieno e quindi il sole, veramente bello. Dico, facciamo un manifesto. Dico, trasportiamo tutti questi quadri al Santo Spirito, ora, subito. C'era il mio buon Butticelli, si piglia un camion e portiamoli là. Ma non si poteva fare. Al che il funzionario dice, no, non possiamo trasferirli. Dico, perché? E dice, dobbiamo chiedere nulla osta alla soprintendenza. Come nulla osta? Perché? Ma di che sono i quadri? I quadri sono nostri, però il Regio Decreto del 39, insomma tutta una serie di storie, di Regi Decreti e cose varie. Dico, scriviamo subito una lettera alla sovrintendente e diciamo che stiamo trasportando i quadri, abbiamo bisogno di nulla osta per trasportarli a Santo Spirito. Scriviamo la lettera, chiamiamo il comandante dei vigili urbani, ci notificate questa lettera a mano alla sovrintendente e aspettate se vi dà la risposta. Hanno notificato, non diedero nessuna risposta, per cui io dico l'indomani trasferiamo. Alle 3 del pomeriggio mi arriva a casa in via Picone dove abito, una lettera della sovrintendente che mi negava il trasferimento dei quadri a Santo Spirito perché abbisognavano di restauro. Diventai io un diavolo e scrissi una lettera immediata a mano a casa mia dove vi contestavo che erano 25 anni che i quadri erano conservati là sotto la polvere e nessuno parlava di restauro. Ora che li dovevamo fare vedere alla città perché erano di proprietà dei cittadini, mi dicevano che bisognava restaurarli. Sì, io li porto a Santo Spirito e ci sarà l'inaugurazione fra 10 giorni dove lei sarà invitata. Potrà anche denunziarmi ai sensi dell'articolo del Regio Decreto. Questo scritto là. Ovviamente non ci fu nessuna denunzia, solo che c'era una grande responsabilità, mancava il nulla osta di questo trasferimento e soprattutto se avessero rubato un quadro erano guai. Per cui Santo Spirito non aveva allarme. Come seppe lei che la città aveva questi quadri? Al Quirinale. Io non lo sapevo. No, dico, cioè come appunto lei poi è arrivata a Agrigento e trovo questi... E venne a conoscenza, ha chiesto... Quindi... Ho chiesto al funzionario che mi trascinò per 2 mesi. Fino a quando io... Diciamo, il funzionario sapeva dell'esistenza. Sapeva dell'esistenza, ma non lo diceva a nessuno. No, sono di quei funzionari riservati, diciamo, fra virgolette. Ma tra virgolette riservati come se fossero cose proprie e che quindi magari lui qualche notte se lo andava a vedere, godeva di queste cose. Sindaco, ascolti, a me piacerebbe continuare, ma già siamo andati oltre. Vorrei chiudere con un'altra cosa, secondo me importante, la riapertura del Palacongressi. Sì, anche lì un'altra storia. Dico, ce ne sono tantissime cose, giusto? Ma ci vorrebbe un'altra puntata. Il Palacongressi... Tra le tante cose mi sembra quella anche più importante. Allora, il Palacongressi si chiuse. C'era questa struttura chiusa. Perché si chiuse? Perché ci fu un'alluvione su Agrigento, da Villaggio Mosè, dal colle di Villaggio Mosè, arrivò un'ondata di acqua, di fango e di melma che sommerse buona parte del Palacongressi. Tutti i mezzi tecnologici del Palacongressi erano nei sotterranei. Perché fu sommersa? Perché non doveva succedere, perché c'erano le pompe di sollevamento, poi c'erano le batterie di riserva, poi c'erano altre pompe di riserva, solo che l'Enel aveva tagliato la luce all'amministrazione provinciale perché non aveva pagato... Perché era di competenza della provincia. Era di competenza della provincia. Perfetto. Non aveva pagato le bollette.
le batterie di soccorso, così chiamate, non erano state alimentate perché bisognava ogni anno controllate, e le pompe di sollevamento mancava il gasolio che non era stato comprato. Quindi queste 3 cose non hanno funzionato, perché se funzionavano, arrivava l'acqua, la buttavano direttamente nelle fogne. Io feci una lettera alla Regione chiedendo di averlo in gestione gratuitamente, spendendo però alcune somme, e grazie al mio buon assessore, l'ingegnere Amerle, con i suoi operai, con i vigili del fuoco pure, che allora io ringraziai. Poi parleremo qualche altra volta di Buona Morona, che è un'altra scena. Quella dell'acqua inquinata. Dell'acqua inquinata. I morti galleggiano. I morti galleggiano e noi patiamo la fame. E la sete. Questo è un altro aspetto del libro. Pativamo la sete. Allora, per prima cosa fu levata tutta l'acqua, il fango che c'era, e per evitare una seconda ondata di maltempo, l'assessore Amerle fece erigere un muro di 3,5 metri, 4 metri. Così per dice, eventualmente pioggia, anche se non funzionano le pompe di sollevamento, le batterie di soccorso, l'acqua non entra. Certo. Ovviamente i mezzi erano stati tutti un po', diciamo, chi si era arrugginito perché c'erano gli ascensori, insomma tutta una serie di cose, però siamo riusciti con tecnici vari, pagando anche una cifra, cifra notevole, abbiamo speso 700 milioni quasi. Con una cifra abbastanza importante. Dopodiché abbiamo aperto il Palacongressi, che è una cosa veramente straordinaria. Neanche passò un anno, la Regione ci chiese la restituzione del Palacongressi. Io disse, siamo pronti a restituire alla Regione, però datemi i soldi che io ho speso lì. Dopodiché non si fecero più sentire e rimase al Comune, non so che cosa allora, è successo. Ultimissima cosa che mi sembra, diciamo, bella, importante, lo sgombro del campo nomadi a Villasetta. Lì fu una battaglia. Lì. Però si diede un segnale, enorme, secondo me, importante. Allora, io avevo... Con questo chiudo. Sì, avevo lì 2 problemi. Avevamo aperto la piscina, che non era mai stata aperta. Anche lì la piscina. Con i nomadi accanto lì, che volevano entrare, e c'era un problema igienico-sanitario, per cui avevamo detto che chi voleva entrare in piscina, tutti comunque, dovevano portare un certificato medico, dermatologico, attestante che erano in assenza di malattie della pelle, perché infestare una piscina non ci voleva niente. Certo, non ci voleva niente. Visitai questo campo nomadi e è stata una scena. Quella sera ci andammo, stavano ammazzando un maiale, le cose, sangue di maiale per terra in un secchio, cose allucinanti. E topi da una parte e dall'altra. Allora chiamai questo capo del Rome, lo fece venire al comune, ci disse, guardi, da lì noi vi troveremo un'area, ma da lì ve ne dovete andare, perché ci sono impianti sportivi, storie. Dice no, noi non ce ne andiamo. Benissimo. Ordinanza di sgombero. E dopo 10 giorni, con la data stabilita per l'ordinanza, ci presentammo tutti i vigili urbani presenti. Non venne la polizia, non venne in ritardo, lei dice che... Arrivarono in ritardo, dopo essere stati avvisati, però che noi saremmo stati là alle 7 di mattina. Io ci andai pure, come era giusto. Ci furono scene terribili, le donne rom che si accapigliavano, volevano accapigliarsi con i vigili urbani, poi finalmente arrivò la polizia, arrivano i carabinieri, le cose si calmarono, facemmo lo sgombero e levammo nel giro di una settimana una trentina di camion di spazzatura che loro stessi avevano là, topi a migliaia, quindi una disinvestazione incredibile. Li portammo in contrada Casena, la strada della nuova scorrimento veloce che va a Caltanissetta. Termino. Lì c'era la vasca dell'acqua, c'erano le cose per le luci, un campo per il Rom. Loro gli portavano le roulotte, attacchi
in consiglio comunale da parte di una certa sinistra pro Rom, pro... Ma anche dalla Chiesa. Sì, e la Chiesa soprattutto. Ci fu un amico mio che abitava in Via Dante che mi dice, ma sai, dice, ieri il parroco fece un attacco contro il sindaco dicendo che ha portato i bambini fuori dal Rom. Ma dico, forse ha ragione questo sacerdote. Sai che facciamo? In Via Dante c'è uno spazio sotto la chiesa che è di proprietà del comune. Ve li porto là. Segretario generale, prepariamo di nuovo l'ordinanza. Il Rom da Contrada Casena in Via Dante. No, quindi dici, ma ne consumi a così, ne porti. Come? Il sacerdote sarà contento. Via Dante l'indomani venne con un consigliere comunale che era di Via Dante. Dice, signor sindaco, signori miei, e qua ci dobbiamo mettere d'accordo. Dite che i Rom sono stati portati all'esilio, che i bambini non vanno a scuola. Come ci mandiamo noi mandavamo un mezzo per pigliare i bambini e portarli a scuola e non glieli facevano salire. Quindi non è che potevamo andarci con le armi. Hanno l'acqua, dicevano hanno la luce. Sì, non hanno la luce perché sono attaccati abusivamente all'impianto pubblico per cui saltava. Insomma, alla fine io alla delegazione che arrivò col consigliere comunale mi ricordo una signora mi dice, ma perché non se li porta sotto casa sua il Rom, anziché portarli in Via Dante? Dice, perché sotto casa mia in Via Picone non c'è spazio comunale, se no li avrei portati là. Poi voi sarete contenti perché ci portate biscotti, caffè, latte, la mattina ai bambini, ai Rom li invitate a cena. No, non invitiamo nessuno noi, lei la va a portare non ne vuole, in Via Dante no. Insomma, finì che io ovviamente... Il parroco si quietò malamente perché la gente, ci sei stato il vostro parroco a volerli là e io ve li porto. Quindi, sapendo che il parroco conosce le vostre sensibilità, dico, ve li porto lì in Via Dante. Sindaco, ci sono tantissime altre cose, io invito, se la regia mi dà il primo piano, invito la persona insomma, che a prendere questo libro e a leggerlo perché ci sono tantissimi episodi che per mancanza di tempo non abbiamo. No, non possiamo. No, che se no insomma ci vorrebbe un'altra ora. Allora, alla luce di questa discussione, quando la gente lo incontra, glielo chiede, che fa? Si ricandida? Sì, e glielo chiedo anch'io. Allora, io intanto provocatoriamente sono stato assolto il 6 di marzo sempre da un'accusa la più infamante che ho ricevuto, quella di essere stato votato dalla mafia, di aver fatto accordi con i mafiosi, assolto, confermata la prima sentenza di primo grado. Aspetto che questa sentenza, dato che è la seconda, diventa definitiva e poi ci penseremo, chissà, qualche follia. Sarà difficile, ma... Ecco, dalla sua candidatura oggi come vede un poco l'andamento del Comune? Così in generale, senza fare nessun riferimento a persone, però dico in generale, secondo lei, a parte che dico, si è raggiunti questo traguardo impensabile di capitale della cultura 2025. Questa è una cosa importante, perché... Una cosa importantissima. Per una città come forse una sorta di riscatto pure, no? La città ha ragione lei. Per l'immagine che ha avuto negli anni. Io per la verità ho letto i progetti che sono stati presentati e tranne il progetto per Lampedusa e per Sciacca vedo ben poco, però è uno dei passi più importanti che la città poteva traguardare. E cioè diventare capitale della cultura significa, nonostante i detrattori che ci saranno e che ci sono sempre, io penso che il sindaco Miccichè faccia fare un salto di qualità a tutti i settori dell'amministrazione, un salto di qualità per presentarci al paese intero, all'Italia come veramente una grande città, una città piena di storia, una città piena di cultura, una città che ha bisogno, ecco, di riscattarsi per quello che ha subito, per la frana di cui abbiamo parlato, per il caos urbanistico, oggi capitale della cultura. Voglio fare semplicemente una cosa.
Io ho visto prima del 25 aprile, turisti fotografare la recinzione lì al Tempio di Giove per i manifesti mortuari, ma non è possibile. Immaginate voi al Colosseo o a Pompei, se muore un parente di un impiegato, che ci sia il manifesto a lutto. Ma signor direttore del parco, c'è tra l'altro una mia ordinanza del 96 che vieta tassativamente a tutti gli uffici pubblici di esporre qualunque tipo di manifesto, specie quelle mortuari, nei luoghi pubblici, sì, sulla strada, sì. Perché allora non c'erano, io lo dico nel libro, le affissioni erano ovunque, era un'affissione selvaggia. Abbiamo messo i riquadri e solo in quei riquadri vanno messi i manifesti. Non possono essere messi, ma soprattutto nella Valle dei Templi. Io mi rivolgo così sommessamente al direttore del parco. Signor direttore, li levi, che è veramente una sconcezza per quanto riguarda la città, la capitale della cultura. Li mette all'interno degli uffici, così come fanno tanti altri uffici. Grazie senatore Sodano. Grazie a voi. In bocca al lupo per la sua vita, per la sua attività. Io sono impegnato per ora, ho due impegni, il giardinaggio e soprattutto mio nipote. E questa è la cosa più importante che io ho ricevuto dal mio figlio piccolo. Grazie per la sua partecipazione, ringrazio i nostri ospiti che hanno avuto la bontà di seguirci, TVA sul canale 92 del Digitale Terrestre, in streaming televideagrigento.tv, la trasmissione sarà caricata anche sui nostri canali social YouTube e Facebook, e buon fine settimana. Grazie a voi, buonasera.